3 ordinanze di custodia cautelare per reati di droga e mafia, blitz della mobile tra Favara e Agrigento, il proseguo dell'operazione Mosaico, nata dalla scia di omicidi che collegano la Sicilia al Belgio. Regionali, vertice del centrodestra, assente Fratelli d'Italia, veto di Grillo sul terzo mandato, Cancelleri fa un passo indietro ma resta nel Movimento 5 Stelle. Ordine del giorno di Sodano alla Camera sulla strada statale che collega Agrigento a Palermo. Disagi e disservizi, il manto stradale cede a causa di un problema alla condotta fognaria. Al via da domani con i saldi in Sicilia, è la prima regione in Italia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura il blitz della squadra mobile di Agrigento all'alba di oggi. Gli uomini agli ordini del vicequestore aggiunto Giovanni Minardi hanno effettuato degli arresti e dei controlli fra Agrigento e Favara. L'operazione ha portato appunto a diverse perquisizioni e arresti per reati inerenti ad armi e droga. Sono 26 in tutto gli indagati, 3 le ordinanze di custodia cautelare, una in carcere e 2 agli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato firmato dal GIP del Tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli, che ha accolto la richiesta della Procura di Agrigento. L'attività investigativa sarebbe la prosecuzione dell'inchiesta Mosaico che fece luce sulla scia di sangue tra Favara e Liegi in Belgio, ipotizzando anche un traffico di sostanze stupefacenti ed armi. L'operazione di oggi è appunto una costola dell'inchiesta che riguarda 5 morti ammazzati, una dozzina di tentati omicidi per il controllo e il monopolio del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Colpi di pistola dopo una lite in strada nel quartiere Zisa di Palermo, un morto. L'uomo, un 45enne, ha precedenti per droga ed era vicino ad ambienti mafiosi. Intorno alle 8:20 è stato portato un uomo al pronto soccorso dell'ospedale civico. I dettagli nel servizio. Intorno alle 8:20 è stato portato da un uomo al pronto soccorso dell'ospedale civico. Sembrava avesse avuto un malore, così diceva l'accompagnatore. In realtà Giuseppe Incontrera, 45 anni, aveva 3 colpi di pistola addosso, 2 al torace, 1 alla spalla. È morto intorno alle 9, i medici non hanno potuto far niente per salvarlo, le condizioni erano già gravissime. L'uomo era arrivato in arresto cardiocircolatorio e nonostante le manovre dei medici, per lui non c'è stato nulla da fare. All'ospedale ci sono stati momenti di tensione davanti al pronto soccorso, si sono radunate una 50ina di persone, sono dovuti intervenire i poliziotti del reparto mobile. Adesso i carabinieri del nucleo investigativo stanno cercando di capire cosa sia accaduto in via Imperatrice Costanza, traversa di via Colonna Rotta, nel quartiere Zisa di Palermo. Vengono interrogati i residenti e familiari, ma al momento la morte di Incontrera resta un giallo. Si scava nel passato dell'uomo ucciso, che ha precedenti per droga. Nelle intercettazioni era emerso come vicino ad ambienti mafiosi, anche per via di alcune parentele acquisite. Il fascicolo è dunque passato alla DDA e la scientifica dei carabinieri sta iniziando i rilievi, reperendo tutti gli indizi. Sul posto è arrivato anche il PM Renza Cescon. Dalle prime informazioni pare che per terra sono stati trovati almeno 5 bossoli di una pistola di piccolo calibro, a pochi centimetri anche la sella di uno scooter e una bici elettrica. A lanciare l'allarme sarebbero stati alcuni residenti che hanno chiamato il 112, qualcuno riferiva di un incidente stradale a un incrocio e qualcun altro di una lite. Gli investigatori stanno ascoltando i primi potenziali testimoni e analizzando le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza di alcune attività che potrebbero servire a ricostruire l'accaduto. Adesso spazio alla politica, elezioni regionali, vertice del centrodestra, senza Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni che puntava al Musumeci bis diserta, continua così il braccio di ferro, non invitati, diventerà bellissima e attiva Sicilia. Vediamo. Gianfranco Micci che chiama, i segretari dei partiti di centrodestra rispondono quasi tutti, è un vertice azzoppato quello che si è tenuto a Palermo in assemblea regionale. Manca Fratelli d'Italia, la richiesta di rinvio di Ignazio La Russa è stata letta dai più come un tentativo di dettare l'agenda al centrodestra. Così i partiti si sono riuniti lo stesso.
invitando il partito di Giorgia Meloni a intervenire al prossimo vertice che assicurano sarà convocato a stretto giro. Manca anche la Lega, o quantomeno il suo segretario Nino Minardo, impegnato nell'attività parlamentare a Roma. Ma non è Luca Sammartino a farne le veci, a sedere al tavolo dei big del centrodestra siciliano e Vincenzo Figuccia. E poi gli autonomisti, con Roberto Di Mauro, l'UDC con Decio Terrana, l'ADC Nuova con Totò Cuffaro, noi con l'Italia con Antonello Antinoro e ovviamente il padrone di casa e commissario di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè. Unici non invitati, i vertici di Diventerà Bellissima insieme a quelli di Attiva Sicilia, costola del movimento di Nello Musumeci. Consideriamo un'unica casella con Fratelli d'Italia, Tagliacorto, un big della coalizione. La nota congiunta a fine summit è firmata dai segretari regionali che assicurano di avere fatto le migliori valutazioni sulle prossime elezioni regionali e sul programma che la coalizione vuole condividere. Ancora presto per i nomi, ma l'idea, osserva uno dei presidenti a margine del vertice, è di puntare su un candidato che sia autorevole, riconoscibile dai siciliani, in grado di stilare un programma dettagliato sui 35 miliardi che arriveranno dai fondi comunitari. Dell'esperienza Musumeci si parla già al passato. Chi verrà dopo di lui dovrà avere la capacità di dialogare con i partiti, i movimenti e le categorie produttive. In più, nel corso del vertice viene più volte ribadito che la prossima giunta dovrà avere un respiro differente. Non va bene che un presidente parli solo con gli assessori e viceversa. La nota ufficiale racconta di un confronto costruttivo per coltivare le ragioni dell'unità e individuare quindi un percorso politico per vincere con una coalizione coesa. Infine un passaggio sul partito di Giorgia Meloni all'appuntamento al nuovo vertice, ritenendo assolutamente indispensabile la presenza di tutti i partiti della coalizione di centrodestra. L'unico obiettivo, concludono, è l'unità della coalizione al fine di dare le giuste risposte che i siciliani attendono. Parliamo ancora di regionali. Il centrodestra non è il solo a non aver espresso un nome, mentre i due candidati già in campo per le primarie del 23 luglio, Caterina Chinnici e Claudio Fava, sono impegnati a pieno ritmo nella campagna elettorale. I grillini restano a discutere sul nodo del terzo mandato per la candidatura alle primarie siciliane e dopo un'ultima nottata di fibrillazioni arriva il veto di Grillo sulla corsa di Giancarlo Cancelleri. Il vertice online tra i portavoce dei siciliani e Giuseppe Conte lo indicava come miglior candidato possibile, ma non arriva l'accordo sulle deroghe. Così Giancarlo Cancelleri fa un passo indietro e rinuncia alla candidatura alle primarie di coalizione del prossimo 23 luglio. Oggi ha convocato una conferenza stampa. Vediamo. La discussione a Roma è diventata a tratti paradossale, perché non si è parlato di quello che poteva essere una rivisitazione del Movimento 5 Stelle di una regola fondativa, l'idea, se volete, anche di poter in qualche modo cambiare un percorso, poter fare una riflessione, diciamo, approfondita, seria, serena sul limite dei 2 mandati. In realtà invece questa discussione è andata a finire completamente sopra di me. In buona sostanza si stava paventando e si è paventato nel racconto che c'è stato anche da parte dei giornali, dichiarazioni sia di Conte che di Grillo, diciamo di virgolettati, non ne abbiamo avute, però ci sono stati racconti ovviamente di retroscena fatti da fonti del movimento, che certamente i giornalisti non si inventano, ecco, dichiarazioni di certo tenore, per cui su questo mi sento di togliere l'equivoco alle mie parole in tal caso. Però io non me la sono ovviamente sentita di diventare, come dire, il pomo di discussione di una vicenda che secondo me è molto seria invece e che va affrontata con serietà sempre. E vedere 2 esponenti di punta, i massimi esponenti del Movimento 5 Stelle, poi alla fine venire messi in difficoltà davanti alle telecamere, perché l'unica domanda che veniva posta loro era quella se Giancarlo Cancelleri si potesse candidare alla presidenza della regione o meno, mi è sembrato davvero
davvero assurdo e paradossale. Per cui ieri pomeriggio, nel primo pomeriggio, ho chiamato il presidente Giuseppe Conte, comunicandogli che non ero più disponibile, ecco, alla candidatura, togliendolo ovviamente anche dall'imbarazzo e vi devo dire anche in certa misura scusandomi per averlo messo, diciamo, in difficoltà rispetto a determinate domande, e queste stesse scuse poi le ho rivolte a tutti i componenti del Movimento 5 Stelle siciliano, sia regionali che nazionali. Ho la sensazione che per Grillo e Conte questa, diciamo, potesse essere una occasione persa, perché per loro pensavano che Conte potesse essere il candidato migliore, capito bene? Ho detto che secondo me hanno dibattuto molto perché questa strada non volevano lasciarla intentata, però alla fine mi pare che, come dire, non si sono trovati, legittimamente ognuno con la propria posizione, e io credo che alla fine chi tiene veramente ad un progetto politico deve fare quello che ho fatto io, si deve fare la parte. Io l'ho fatto perché amo il movimento e perché credo fortemente che questo gruppo di persone possa essere rappresentato, se siamo tutti insieme uniti, da chiunque. E attenzione, questo non significa che uno vale l'altro, perché ognuno di noi porta dentro di sé una dote personale e professionale che è distinta dagli altri, però credo... Ma noi non abbiamo mai detto uno vale l'altro, noi abbiamo detto uno vale uno nel voto, cioè una persona vale un voto nelle nostre votazioni interne. Ma certamente non ho mai pensato che uno vale l'altro, non ho mai pensato che Elvira Terranova possa sostituire Claudio Reale o viceversa. Ognuno di voi due ha una storia professionale e credo che siate eccellenti nel lavoro che fate, però se vi invertono i ruoli probabilmente non funzionano. E allora, dico questo, scusatemi se ho fatto, diciamo, un esempio personale, però era proprio per rendere più chiara il concetto. Io credo che Giuseppe Conte si sia trovato, da quando è alla guida del movimento, a dover operare fra politica a livello, diciamo, di gruppo parlamentare e quindi di movimento che si occupa di stare all'interno del governo, e abbia dovuto affiancare però delle situazioni interne che gli hanno drenato parecchia energia e parecchio tempo. Non credo che lo abbia indebolito. Una persona che si trova nelle difficoltà in cui si trova lui e ne comunque riesce a uscire sempre a testa alta e con una grande visibilità, secondo me lo sta fortificando. Sono esperienze che deve fare, certamente, perché si è ritrovato votato dalla base, ma lui non ha un trascorso decennale come quello che abbiamo noi, lui lo sa bene, anche ieri sera telefonicamente ci siamo confrontati su questo. Però io credo che sia un'ottima persona, un ottimo leader politico. Andiamo avanti. Beppe lo conosciamo, Beppe è una persona che sembra quasi che ad un certo punto si stia facendo da parte e poi rientra di nuovo in scena. È Beppe Grillo, è il suo modo di fare, il suo modo di essere, ma senza Beppe tutto questo non sarebbe nato e non sarebbe continuato. Quindi le due persone stanno bene insieme, si devono confrontare come si sono confrontati in questi giorni. Io guarda, credo ad una questione: il regolamento che è stato sottoscritto da tutti diceva che c'era tempo di presentare le candidature dal 23 al 30, allora non è che arrivi primo o arrivi ultimo. Come dire, ci sono quelli che avevano probabilmente un progettino pronto e che si sono candidati all'apertura, diciamo, della possibilità, e probabilmente magari hanno un paio di pagine. Noi abbiamo voluto costruire un progetto un attimo più corposo, pieno di elaborati, pieno di progetti e pieno di relazioni, diciamo, tecniche che potessero essere molto più convincenti. Arriviamo ultimi, ma ti ricordo che arriviamo entro i termini stabiliti, non stiamo arrivando dopo, quindi questo per me va bene. È semplicemente un dibattito interno che abbiamo avuto, punto e basta. Ordine del giorno alla Camera presentato dal deputato agrigentino Michele Sodano sul completamento dell'Agrigento-Palermo. Obiettivo: rendere prioritario il completamento della strada statale 189 rispetto alla realizzazione del ponte sullo Stretto. La proposta è stata bocciata e Sodano sottolinea le paradossali priorità del governo Draghi per le opere da realizzare in Sicilia con i 204 miliardi del PNRR. Vediamo.
Sodano, parere contrario, prego. Sì, grazie Presidente. Mi stupisco del parere contrario a questo ordine del giorno, perché quello che chiedo è semplicemente di utilizzare fondi del PNRR per completare la strada statale Palermo-Agrigento e per dare un cronoprogramma anteponendo questo completamento alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Ora io reputo questo parere contrario assurdo, perché voi vi state dicendo quindi che è un'opera che ancora chiaramente non esiste, di cui bisogna discutere come il ponte sullo stretto di Messina, che non è una priorità rispetto ai problemi dei siciliani, deve essere completata prima dell'Agrigento-Palermo, che per ricordare è un'opera i cui lavori di rifacimento sono cominciati nel 2013 ed è una strada fondamentale per un territorio come quello di Agrigento, sprovvisto di aeroporti, che è sprovvisto di università. E questo è un problema che non solo i siciliani vivono quotidianamente, ma chiaramente anche tutti coloro che visitano la Sicilia. Quindi questi soldi del PNRR, questi 204 miliardi di cui oramai si parla da 2 anni, ma difficilmente vedo che si cominciano a spendere, forse sarebbe l'ora, ecco, la destinazione dovrebbe essere prima di tutto opere fondamentali per la viabilità della Sicilia. Io non vi chiedo di non fare il ponte sullo stretto di Messina, facciamo una valutazione dopo, ma quantomeno che ciò non sia una priorità rispetto al completamento di un'opera come la Palermo-Agrigento. 100 chilometri che in questi anni hanno creato enormi disagi al popolo siciliano, non solo le strade non sono in sicurezza, ci sono centinaia di morti che bagnano con il loro sangue quelle strade. Ecco, prego Governo quantomeno di fare una rivalutazione rispetto a un parere di questo ordine del giorno, prego i colleghi parlamentari di condividere con me che prima del ponte dello stretto di Messina bisognerebbe completare le strade della regione Sicilia. Con il sindaco si può dialogare indubbiamente nel rispetto dei ruoli che ognuno di noi ha. Lui ha l'onere e l'onore di amministrare e noi abbiamo l'onere e l'onore di fare l'opposizione, e quindi non abbiamo parlato di idee, non abbiamo parlato di merito di alcune iniziative, abbiamo parlato di metodo, abbiamo parlato di un rapporto che serve ad alleggerire i toni anche aspri che ci sono stati in campagna elettorale. È chiaro che da un punto di vista istituzionale il rispetto e il garbo sarà garantito, da un punto di vista politico rispetto e garbo saranno più difficili, perché aspettiamo prima di tutto rispetto e garbo dalla forza politica che rappresenta il sindaco. Non ci siamo detti come impostare il rapporto tra di noi, quindi è stato, come ripeto, un discorso di metodo, non di merito. Lo imposterete nei confronti del sindaco Federico Basile, ci sarà come è stato anche in parte in campagna elettorale, sarà assolutamente un rapporto di fair play e di rispetto istituzionale, non ci sarà un preconcetto, un pregiudizio nei suoi confronti. Abbiamo qualche difficoltà con la forza politica che lo rappresenta. Mauricio Croce ha già dichiarato che sarà uno dei 32 consiglieri comunali e sta aspettando di capire chi sono gli altri 31. Parliamo adesso dello scandalo seggi a Palermo. Alle scorse elezioni comunali del 12 giugno mancavano scrutinatori e presidenti di seggio. In tantissimi hanno disertato l'incarico. Le indagini proseguono e non evidenziano pressioni esterne o una volontà di sciopero. I dettagli nel servizio. Ci sono i primi riscontri e fanno emergere una verità imbarazzante. Presidenti e scrutatori hanno disertato i seggi alle recentissime comunali di Palermo per andare a vedere la partita del Palermo Calcio. Per loro la faccenda però si complica. La Digos sta stilando l'informativa chiesta dal procuratore aggiunto Sergio De Montis. Il successivo passaggio sarà l'iscrizione nel registro degli indagati. Indagati saranno pure coloro che hanno marcato visita adducendo scuse risibili. In realtà in molti si sono tirati indietro anche perché non ne valeva la pena economicamente, tanto lavoro, pochi soldi. Le verifiche incrociate sono ancora in corso, al momento non c'è alcun segnale che indirizzi le indagini verso un contesto di pressioni esterne subite dai presidenti scrutinatori o verso un boicottaggio pianificato. C'era la partita del Palermo, che poi è la spiegazione che è venuta subitamente ai più di fronte a un gesto che dimostra la totale assenza del senso del dovere.
Dietro la diserzione di Massa dunque non c'è alcun mistero, ma la voglia di assistere al ritorno in Serie B del Palermo nel giorno in cui ha sconfitto il Padova al Barbera. I biglietti dello stadio sono nominativi e quei biglietti sono passati al controllo digitale dei tornelli. Non è stato cambiato il titolare del tagliando, dunque gli scrutinatori incitavano i colori rosanero mentre avrebbero dovuto essere nelle sezioni piombate per colpa loro nel caos. Processione di San Calogero ad Agrigento, tavolo tecnico in prefettura, mascherine fortemente consigliate. La riunione è servita per concordare gli aspetti operativi in vista della prima domenica di festa. I dettagli nel servizio. Tavolo tecnico questa mattina in prefettura d'Agrigento per definire gli ultimi aspetti operativi in vista della prima domenica di San Calogero prevista per il prossimo 3 luglio ad Agrigento. Presenti i rappresentanti delle forze dell'ordine, dell'ASP, delle confraternite, della protezione civile dell'Arcidiocesi. Confermato il divieto di salire sulla vara che trasporta la statua del santo, ma anche di abbracciare o baciare il simulacro. Allo stesso modo l'uso delle mascherine è fortemente raccomandato, anche all'aperto, soprattutto nelle prevedibili occasioni di assembramento. Questa prescrizione, sostenuta soprattutto dall'ASP, nasce dai dati dei nuovi contagi, dato che l'incidenza è praticamente la stessa di questo inverno a causa di una variante particolarmente contagiosa. Diversi oneri anche per i cavalli presenti durante le iniziative della mattina. I padroni dovranno esibire i passaporti e gli esami del sangue degli animali, che devono essere condotti da 3 persone, il cavaliere più 2 persone a terra, per evitare pericoli. Imposta anche una maggiore distanza di sicurezza per la realizzazione della maschiata, che conclude tradizionalmente la processione serale. Inoltre, il Comune di Agrigento ha disposto un'ordinanza, vigente dall'1 al 10 luglio, che impone il divieto di consumare e vendere alcolici, l'utilizzo di bottiglie o bicchieri di vetro e lattine. Don Baldo Reina, ex rettore del seminario di Agrigento, ieri pomeriggio nella Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma è stato ordinato vescovo ausiliare. Nei suoi anni di impegno pastorale in provincia di Agrigento, Don Baldo ha dato prova di grande attenzione nel dedicarsi con ogni energia al proprio mandato, dimostrando tutto il proprio spessore umano e la propria sensibilità da uomo di chiesa. Grande festa a Cammarata, il sindaco Giuseppe Mangiapane commenta: lo accompagniamo con la preghiera per i futuri impegni pastorali a cui sarà chiamato, nella certezza che saprà condurre la nuova esperienza dimostrando le stesse doti e mettendosi al servizio della Chiesa tutta. Cede l'asfalto a Fontanelle, quartiere di Agrigento, malcontento e disagi degli abitanti. Ci racconta tutto Eugenio Cairone. Ieri vi abbiamo riferito di una voragine, segno di una nuova emergenza a Fontanelle. Dopo il viale Sicilia è la via Alessio Di Giovanni ad essere interessata da un improvviso cedimento dell'asfalto nei pressi delle scuole e poco distante dal parco giochi di Isola dell'Allegria. A dare l'allarme è stato un abitante della zona che per fortuna transitava ieri da quelle parti. A quanto pare la voragine sarebbe collegata con un canale fognario già ispezionato lo scorso anno e lasciato praticamente nelle condizioni in cui era stato trovato, con il rischio per i pedoni di finire nel fossato che è attaccato al marciapiede. C'è da dire che proprio dal canale, e questa è un'altra triste storia, proviene una insopportabile puzza di fogna, il tutto nell'indifferenza degli organi preposti ai quali da tempo è stato segnalato l'inconveniente, ma si continua a fare orecchie da mercante, lasciando tutto al caso, con la nuova situazione che ci si augura non dipenda davvero dal lassismo con il quale si è operato negli ultimi anni per quanto riguarda i problemi di Fontanelle, legati alla sicurezza e alla salute dei cittadini. Ieri mattina, intanto, si è temuto il totale isolamento del popoloso quartiere, considerato che il viale Sicilia è ancora chiuso al traffico. Almeno per il momento questo rischio è stato scongiurato, lasciando la strada percorribile in una sola corsia, dove comunque si dovrebbe evitare il transito ai mezzi pesanti, perché il cedimento della strada potrebbe avvenire da un momento all'altro. Al via da domani 1 luglio con i saldi estivi in Sicilia. Sarà la prima regione in Italia ad inaugurare la stagione delle spese a prezzi ribassati. Vediamo.
Al via da domani, venerdì 1 luglio, con i saldi estivi in Sicilia. Sarà la prima regione in Italia ad inaugurare la stagione delle spese a prezzi ribassati per trovare il prodotto desiderato a un prezzo conveniente. L'isola parte dunque per prima rispetto al resto d'Italia, mentre il giorno dopo, dopodomani 2 luglio, partiranno in tutte le altre regioni italiane. Ma nonostante la partenza anticipata, secondo Federconsumatori la ripresa potrebbe essere lenta. Secondo i dati Istat di giugno, il 2022 si stima una diminuzione dell'indice del clima di fiducia dei consumatori. Ogni famiglia spenderà in media 100 euro in più rispetto all'anno scorso, ovvero complessivamente circa 200 euro. Il tutto malgrado l'inflazione, i rincari energetici, il Covid che incombe ancora una volta e lo spettro della guerra, fattori certamente da non sottovalutare, ma che non impediranno al commercio di risollevarsi, seppure parzialmente, dopo 2 anni di fermo. Online, come spesso accade, i saldi estivi sono già iniziati a fare da apripista agli e-commerce multibrand luxury e non. Sconti e ribassi interessano per lo più le collezioni primavera-estate 2022 e quelle precedenti. In quest'ultimo caso è facile trovare prezzi ribassati anche fino al 70%. Il Codacons ricorda sempre di fare acquisti intelligenti per evitare fregature. Innanzitutto il negoziante è tenuto a mostrare chiaramente il prezzo di partenza, lo sconto e il prezzo finale. E attenzione agli sconti particolarmente allettanti, superiori al 50%. Il negoziante in questo caso potrebbe aver gonfiato il prezzo di partenza per aumentare la percentuale di sconto e ingolosire il cliente. È bene ricordare che una volta acquistata la merce in saldo la si può cambiare, ma è sempre a discrezione del negoziante. Ovviamente è essenziale che il capo restituito sia integro e non danneggiato. Qualora invece l'acquirente si rendesse conto di un difetto, può farlo presente entro 2 mesi dall'acquisto. In quel caso il negoziante è obbligato alla riparazione o sostituzione del capo o ancora alla restituzione della somma pagata. Qualora la sostituzione non fosse possibile, si ha diritto alla restituzione dei soldi, non ad un buono. Volevo dare un po' di leggerezza a quello che comunque sta succedendo nel pianeta, quindi tra le guerre, il virus, dico, non ne possiamo più. Quindi ho chiesto a tanti artisti internazionali, a loro modo, di mandare un'opera che comunque nel loro linguaggio rappresentasse appunto dal loro punto di vista la bellezza. E si sono espressi con variate tecniche, stili e immagini diverse. Troviamo un Maradona, troviamo un David di Michelangelo, troviamo una Madonna, ecco, tecniche diverse, linguaggi diversi per rappresentare una sola parola che è la bellezza. Coinvolgimento di artisti, possiamo fare qualche nome? Sì, Felipe Cardena, il collettivo Gas, Stefano Gentile, Alex Follo, Roberta Dallara, Santi Freni. Questo è un ragazzo di Messina che ho scoperto io quasi casualmente, ero in un locale, mi fece vedere i suoi lavori, ho detto guarda, portami subito questo di David che è veramente una bella opera e te l'espongo. Quindi abbiamo anche artisti locali. Il Palazzo Municipale diventa un punto di riferimento per l'arte, già da tempo si sta seguendo questa strada, cos'altro ci possiamo aspettare? Sono felicissimo perché posso dire che questo spazio l'ho inventato io, l'ho creato io. Prima c'erano soltanto delle sedute dove la gente bivaccava. Adesso è diventato veramente uno spazio espositivo, uno spazio che comunque fruibile. Nella prossima esposizione saranno degli artisti cileni che arriveranno a settembre e faranno delle installazioni con delle macchine gonfiabili, in pratica una loro Formula 1 che fanno in tutte le città nel mondo. E Messina sarà una di queste. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. L'aeroporto di Trapani Birgi in festa per i 30 anni di gestione di Airgest. C'erano tutti ieri per celebrare l'anniversario. Il più emozionato Salvatore Ombra, presidente della società che dirige lo scalo trapanese, e poi anche l'assessore regionale Manlio Messina. Vediamo. L'obiettivo nostro è quello di consolidare sempre più il traffico di Trapani, consolidare, rafforzarlo, potenziarlo ancora per portare all'aeroporto ancora 2 milioni di passeggeri al quale ci eravamo abituati.
abbiamo passato momenti veramente duri, ma come gli aeroplani partono sempre contro mente e mai a favore di mente, a noi questa sfida è piaciuta perché il Presidente ha voluto che io rioccupassi l'aeroporto, la Regione ha stanziato diversi fondi perché questo rilancio avvenisse, ci stiamo riuscendo. 30 anni è un momento veramente importante perché non è soltanto l'aver fatto 30 anni, ma è la ripartenza di uno scalo, di un territorio al quale tutti dobbiamo credere e puntare. Deve essere il cancello d'ingresso per lo sviluppo di un territorio. Questo territorio è così perché anche alla presenza dello scalo Trapani-Birgi. Quando l'aeroporto non ha funzionato il territorio ha sofferto, oggi il territorio sta riprendendo ancora vitalità, dobbiamo credere sulla funzionalità e dobbiamo impegnarci perché questo scalo possa andare ancora più avanti. Questa è una ripartenza importante e fondamentale, però quello a cui bisogna puntare è la sostenibilità di questa struttura nel tempo, con continuità. Per fare questo c'è bisogno di un impegno che non è soltanto quello delle ricapitalizzazioni che nei vari periodi i diversi governi regionali hanno portato avanti, ma che poi devono comunque servire a partire coinvolgimento del territorio, a partire dai privati, e cercare tutti insieme di trovare una formula per la sostenibilità di questo aeroporto, non solo nel raggiungere un numero di passeggeri elevato, ma un aeroporto che discuta con il territorio, che rappresenti il territorio e che possa essere anche una porta del Mediterraneo. Quindi questo credo che sia il lavoro su cui ci dobbiamo concentrare nei prossimi mesi. Senza una sostenibilità autonoma le battute di arresto continue rischieranno di vanificare gli sforzi fatti. Ma sì, il turismo è certamente uno degli asset principali, rappresenta il 15% del PIL, ma dobbiamo crescere, dobbiamo portarlo a numeri certamente più importanti, e lo si può fare anche e soprattutto allungando la stagione, quindi con la declamata destagionalizzazione. Su cui stiamo lavorando, lavoriamo da diversi anni, lo raccontavo prima, se nel periodo pasquale la Sicilia è la prima meta più gettonata e più prenotata d'Europa, evidentemente il lavoro fatto anche sulla destagionalizzazione comincia a dare i propri flussi e i propri risultati. Si deve continuare a lavorare in questa direzione, purtroppo è un settore che non ti svegli la mattina e riesci a ottenere il risultato, è un lavoro fatto negli anni e i risultati arrivano dopo un po' di tempo, ma già i primi dati sono certamente incoraggianti, supereremo anche il 2019, quindi anno pre-pandemia, la data della permanenza non più 2,6 notti di permanenza in Sicilia ma 3,2 notti, quindi il turista si ferma una notte in più. Credo che siano dati assolutamente incoraggianti che fanno bene alla Sicilia e ci devono predisporre a continuare su questa direzione. Qui è determinante il rapporto col governo nazionale che deve convincersi che investire in Sicilia significa investire in Italia. Oggi il parametro sugli investimenti pubblici, sulle infrastrutture, viene fatto in base al numero degli abitanti. Ecco, questo è un controsenso, il sud si spopola proprio perché non ci sono le infrastrutture e quindi meno investimenti vengono realizzati nel sud Italia. Bisogna invertire questa tendenza, investire di più, ma prima per i nostri cittadini e poi anche per i turisti ovviamente. Tantissimi gli eventi in Sicilia tipo culturale, è in corso il Sicilia Jazz Festival piuttosto che il Film Festival di Taormina, a settembre fino a ottobre inizierà il BIC, il Bellini Contest, quindi un evento in nome di Vincenzo Bellini, ci sarà a ottobre a Palermo la Fiera del Turismo Internazionale, Gazzetta Awards, quindi tutta una serie di eventi importantissimi, è stato presentato il calendario di Tao Arte, quindi tutta una serie di eventi culturali già in campo dentro i nostri bellissimi monumenti, i nostri contenitori culturali, per dare un'offerta importante al turista, quindi che viene non solo perché c'è il clima, perché c'è il mare, perché si mangia bene, ma perché c'è un'offerta culturale degna di questo nome. La Polizia di Stato e Airbnb rinnovano la campagna di prevenzione per aiutare chi si affaccia per la prima volta alle prenotazioni online a riconoscere e a stare alla larga dai tentativi di truffa. Sempre più persone scelgono di organizzare in totale autonomia le vacanze. Purtroppo questa tendenza ha attirato l'attenzione dei malintenzionati. Secondo il primo rapporto Censis Deep Cyber, al 65% circa degli italiani è capitato di essere bersaglio di email ingannevoli nel tentativo di convincere le potenziali vittime a condividere dati sensibili. Inoltre le prenotazioni di viaggi e alloggi figurano fra le 5 attività digitali che gli italiani ritengono più ad alto rischio
per la sicurezza dei propri dati personali. Con l'avvicinarsi del periodo estivo il numero delle persone che acquistano e prenotano in rete viaggi e vacanze è in costante aumento, dichiara il dottor Alberto Di Cuffa, dirigente del compartimento Polizia Postale delle Comunicazioni Trentino Alto Adige, complice anche la ricerca di offerte a bassissimo costo. Purtroppo non sempre queste attività risultano però essere immuni da rischi. Continua ancora il vicequestore dottor Di Cuffa. Si può infatti cadere nella trappola di siti civetta, artatamente contraffatti o di singoli individui senza scrupoli che pubblicizzano pacchetti, vacanze a prezzi scontatissimi, nascondendo vere e proprie truffe. Il nostro obiettivo, conclude ancora il dirigente della Polizia Postale, è anche aiutare gli utenti a comprare in totale tranquillità, indipendentemente dal proprio livello di informatizzazione. Per questo motivo abbiamo realizzato in collaborazione con Airbnb una guida online all'e-commerce sicuro con alcuni utili consigli e pratici suggerimenti per acquisti online senza problemi. In particolare considerate attentamente questi comportamenti. Attenzione anzitutto se il proprietario della casa che avete scelto per le vostre vacanze vi dice di essersi appena trasferito all'estero. Molto probabilmente infatti vi chiederà di fare un bonifico internazionale, di inviargli i vostri documenti di identità che tra l'altro potrebbe utilizzare per costruirsi nel futuro una nuova identità fake e di concludere entro 24 ore l'affare. Affare che una volta concluso farà sparire il proprietario insieme al bonifico effettuato. Attenzione se dopo aver contattato un utente per informazioni su una casa di vostro interesse, questi vi rimpalla da un sito all'altro chiedendovi ad esempio di spostare la trattativa al di fuori dell'app ufficiale su canali di messaggistica istantanea o per email. Molto probabilmente a un certo punto vi dirà che per ragioni di aggiornamento del calendario o di natura tecnica l'annuncio sul portale prescelto non è più visibile, inviandovi un link diretto però ad un sito clone. Fate infine attenzione a quegli utenti che hanno creato da poco un profilo ed hanno un annuncio sprovvisto di recensioni o descrizioni estremamente vaghe e che vi propongono, qualora interessati, sostanziosi sconti proseguendo la trattativa privatamente e effettuando un pagamento attraverso bonifico. Questo perché molto probabilmente una volta ottenuto il bonifico l'utente sparirà. Per ogni ulteriore informazione potete contattarci al sito ufficiale della Polizia Postale e delle Comunicazioni www.commissariatodps.it. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.